Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie strane, sempre notizie particolari. Stavolta qualcuno vorrebbe oscurare il sole per fermare il famoso riscaldamento globale. Voi mi direte giustamente, ma come? L'obiettivo è abbassare giustamente la temperatura del pianeta e contrastare gli effetti di questi cambiamenti climatici. Quindi, secondo molti scienziati, il primo esperimento sarà condotto sul cielo del Messico, New Mexico. Questo chi è che lo farà? Bill Gates. In effetti è lui che vuole oscurare il sole per fermare questo riscaldamento globale. In effetti lui vorrebbe lanciare milioni di tonnellate di polvere di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare parte dei raggi solari. Diciamo l'obiettivo suo è abbassare la temperatura climatica. Quest'idea gli è venuta in testa perché quando c'è stata l'esplosione del Monte Pinatubo nelle Filippine nel 91, quando milioni di tonnellate di anidride solforosa sono state rilasciate nell'aria, ci fu questa si bloccò l'arrivo dei raggi solari sulla Terra e si abbassò la temperatura di 0,5 centigradi. Quindi quando ci fu questa esplosione di questo vulcano, grazie a tutta questa eruzione che mandò in aria tutta questa anidride solforosa, per un periodo di tempo la temperatura si abbassò di 0,5 centigradi. Allora loro ritengono che mettendo questa roba nei cieli possono riuscire ad abbassare la temperatura anche di 1 massimo 2 gradi, che già sarebbe tantissimo in effetti. Quindi chissà che cosa combineranno. In effetti vorranno fare questa ricerca adesso sopra il Nuovo Messico di questa polvere di carbonato di calcio, e lo faranno tramite una sonda, un pallone dotato di eliche che arriverà nella stratosfera e rilascerà questa polvere per vedere se questo strato farà come una specie di scudo. In effetti questa pazza idea non è venuta fuori per caso, ma si basa sull'analisi degli effetti delle 20 milioni di tonnellate che, come ho detto prima, sono state rilasciate dal vulcano Pinatubo nel 91, che all'epoca fece abbassare la temperatura globale di 0,5 centigradi. Mo non so che combineranno, però non si sa, questi davvero non sanno più che cosa fare, anche se butteranno tutta questa roba nell'aria, credo che la respireremo pure noi. Non so nemmeno se fa male o no sta roba, non lo so, però vogliono cercare di buttare nell'aria tutta questa anidride solforosa per bloccare i raggi solari che arrivano sulla Terra e quindi abbassare automaticamente la temperatura globale. Ora vogliono fare questo esperimento solo su una regione che sarebbe il Nuovo Messico e vedere se riescono a abbassare la temperatura di quella zona. Poi se ci saranno risvolti positivi, la faranno molto a livello globale. Sì, sì, è uguale, sì, sì. Questo esperimento purtroppo la gente, un team di scienziati di Bill Gates, che vogliono fare questa prova per vedere se riescono ad abbassare sta temperatura globale, anche se la vedo un po' difficile. Quindi non credo che mettendo tutta questa roba nel cielo riescano a bloccare i raggi solari. Quindi una cosa è un vulcano che erutta e una cosa è metterla con le mani nostre. Quindi il vulcano Pinatubo nel 91 ha lanciato tanta. Loro mettono una polvere bianca a base di carbonato di calcio, perché così siccome è bianca riflette il sole quindi
quando invia i raggi solari vengono, capisci, non passano perché vengono riflettuti verso lo spazio, capisci? Allora è come uno specchio, viene riflesso. Quando arrivano i raggi solari, siccome incontra questo strato bianco riflettente, automaticamente non passa, riflette e va nello spazio. Questo è il, diciamo, quello che credono di poter fare. Ma non credo che riusciranno a farlo, la verità. Io credo che i raggi solari, sì, sì, in effetti si crede che mettendo questo strato di polvere a base di carbonato di calcio facciano come uno specchio, capisci? Quindi come se rifletterebbero la luce del sole e la andrebbe, diciamo, via nell'universo, in effetti nello spazio, anche se non lo credo possibile, però questi cercano sempre. Ma sì, no, io non la vedo una cosa logica, guarda, non è fatto uno specchio che riflette e va via, cioè i raggi solari arrivano, arriva questo, diciamo, strato di polvere, possibile che il sole non passi da qui, dai. Non credo che nessuna forza possa contrastare il sole e i raggi solari, la velocità dei raggi, non credo proprio. Sì, King pure qua si muove, proprio si schiatta. Stamattina ti giuro ho fatto un video di te ragazzi, finalmente forse oggi piove, non so, il tempo ha detto, ho fatto un video dove stava scritto il tempo è scemo, speriamo bene, qua piove, ma qua piove. Qua stiamo peggio di stamattina, io stamattina pregavo che pioveva, ma qua stiamo peggio di stamattina. Stamattina tutti quanti felici eravamo, oggi viene a piovere, così sì, stava un po' di venticello, sa, quel tempo un po' cupo. Ma che? Ma che è cambiate tutto in un momento qua. Alle 11 mezzogiorno è un'altra volta piena estate. Parlo con te col video e c'ho 6-7 fazzoletti sulla scrivania qua e c'ho due ventilatori accesi, quindi pensa un po'. Lo so, speriamo perché guarda, ti ripeto, questo è il primo anno che io sto in Italia perché di solito non ci sto mai, che vado a lavorare fuori. Quest'anno ho avuto problemi con il passaporto che non avevano trovato dei problemi che poi ho risolto e quindi non sono potuto partire. Ma se no ora dimostravo in Finlandia bello tranquillo tranquillo. I ragazzi l'altro ieri stavano a Rovaniemi, è vero che anche lì sta facendo caldo, però stavano a 20 gradi, quindi 20 gradi ragazzi pure si sta bene. E mo stavolta stavano andando a Lati, lì il clima è fresco, non arriva, no, questo sono andato 4 volte in Finlandia e in Norvegia. Ti posso assicurare che il mese di luglio, agosto, che mo sarebbero quelli là più incisivi a livello che fa caldo, ti giuro, in Lituania lo stesso, il clima è secco, capisci? Quindi pure arriva lì a 27-28 gradi, però è secco. Questo è il problema. Invece in Finlandia raramente arriva a 24-25 gradi. Poi siccome anche lì è molto secco, poi calcola che lì a mezzogiorno stanno a 24-25 gradi, da mezzogiorno alle 2. Ma già verso le 5 e mezza, 6 ragazzi ci vuole qualcosa addosso. La temperatura da 25 gradi discende, che ne so, alle 8 di sera a 10-12 gradi. E così è la mattina se ti alzi alle 7 stai a 10-12 gradi, poi incomincia a salire verso mezzogiorno fino alle 2, alle 3 e poi si ritorna a riabbassare, cioè è un'estate stupendissima ragazzi. È vero che là ci sta il mare ragazzi, ci sta i laghi, ma là non si può fare il bagno. Io una volta vedevo i ragazzi che si tuffavano, King, ti giuro, vedevo i ragazzetti finlandesi che si tuffavano in questo lago, tutti felici, contenti. Ho detto a mo mi butto pure io, vedevo questi ragazzi tutti felici. Sai che ha fatto? Ha detto, ma me lo faccio pure io il bagno. Ha detto che me ne importa. Ti giuro, King, mi sono buttato. Ho visto la Madonna, Padre Pio, tutti quanti insieme. Gesù, tutti insieme l'ho visto. Era ghiacciato, ragazzi. Cioè, una cosa pazzesca. Non so quelli come facevano. Cioè, io che ne so, io li vedevo felici, contenti, giocavano i bambini. Ho detto, vabbè. Allora non è tanto freddo, ho detto io. Questi si buttano, escono, si buttano, escono, si buttano. Stavano su un pontile e si buttavano, uscivano, si buttavano, uscivano. Ah, ma io non ho messo il piede per vedere com'era, sai?
Stavo solo al Pontino, che ti sai che fai? Mi metto il costume e mi faccio il bagno. Mi sono buttato dal Pontino e mi è mancato il respiro, ti giuro. Era fredda, ma proprio fredda. Mamma mia, è una cosa pazzesca. Loro sono abituati forse, non lo so. La stessa cosa in Polonia, ho fatto il bagno nel Mar Baltico lì. Mamma mia, bello, non lo so come fanno a farsi il bagno in estate lì. È ghiacciatissimo, non lo so. Ho fatto i bagni nei laghi della Masuria, al nord della Polonia. Ragazzi, Polo Nord. Quando ti tuffi ti senti il petto mancare l'aria. Quindi ho girato ragazzi davvero, ma per lavoro, non è che sono andato per Svizzera a fare questi, diciamo, tour come li chiamo io. È vero che ho girato mezzo mondo, ma io andavo per lavoro ragazzi, quindi un giorno al massimo potevo andare a vedere qualche cosa, ma poi gli altri giorni stavo a lavorare, quindi eravamo di passaggio. Però ragazzi il tempo lì è uno spettacolo. Norvegia, Finlandia, Austria, Germania. Solo qua in Italia, Italia e Spagna fanno paura. Ah, Italia, Spagna e Francia. Sono andate in tutte e tre le parti e come qua, si schiatta dal caldo. Spagna specialmente e Francia non ne parliamo proprio. Parigi è una bella città, tutto bello, ma già Marsiglia che ha fatto, Marsiglia ha fatto una fiera all'Olimpico di Marsiglia dove ci sta la squadra di calcio. Ragazzi, giù al porto di Marsiglia mi pareva di stare nei quartieri spagnoli di Napoli. Dico una cosa allucinante, proprio un degrado da paura, ci deve andare per vederlo. In effetti io stavo davanti allo stadio, diciamo dentro, che dove fare una fiera internazionale del cibo italiano a livello mondiale, ognuno portava una cosa sua. Io avevo portato un po' di, diciamo, la parte del Trentino Alto Adige, speck, tutta questa roba qua. Poi la sera siamo andati a fare un giro a Marsiglia, ho detto vabbè andiamo giù a Porto, andiamo a vedere che cosa c'è. E ti posso garantire che ci sta una discesa enorme che arrivi giù al porto, questa Marsiglia. Siamo arrivati là ragazzi, ci stava la ruota panoramica, quella là grandissima. Ma ragazzi, gente per terra, bevevano, una cosa allucinante, guardate. Quindi, invece Germania, gli altri paesi, ragazzi, sono come la Svizzera, non si muove nulla. Tutto pulito, tutto perfetto, è un altro mondo, ragazzi. Non lo trovi neanche a Milano così. Tutti quanti a volte parlano del nord, pulitissimo, qui, là, posso assicurarvi che io sono stato a Milano, a Torino, stanno peggio di noi qua a sud, posso garantirvelo. Quindi non è un problema di nord e sud, è proprio un problema italiano. Quindi a volte è inutile dire a Milano. Sì, sì, ma dicono che arriverà, però purtroppo questo Bill Gates, lui non è, fa parte di quegli scienziati che crede che ci sarà una piccola era glaciale, questo è il discorso. Lui fa parte di quelli lì che credono che ci sta questo riscaldamento globale, quindi perciò lui ha un'altra testa e questo è il motivo. Lui è uno di quelli che non crede a questo riscaldamento globale. Vabbè ragazzi, vi lascio e ci sentiamo al prossimo video ragazzi. Buona serata a tutti.